Va benissimo che si possa aumentare eventualmente con un presidio anche a pagamento durante l'orario serale, dopodiché però se non ci sono gli agenti che possono rispondere è un po' un fuoco di paglia. Secondo Giacomo Nilandi, capogruppo del Partito Democratico a Mogliano, il servizio di vigilanza privata pagato dal comune per il controllo notturno del territorio forse potrà servire, ma sicuramente non sarà risolutivo della questione sicurezza in città. Il problema non è l'istituto di vigilanza privato che aumenta il presidio del territorio, il problema è che quest'ultimo purtroppo, in base a quelli che sono i protocolli attualmente attivi con la prefettura, non ha capacità di intervento diretto nel momento in cui si verificano direttamente i furti piuttosto che delle azioni di disagio sociale all'interno del territorio durante per esempio la movida del venerdì sera, ma è costretto a chiamare le forze dell'ordine. Forze dell'ordine su cui spesso pesa una carenza d'organico più volte denunciata. Questo, osserva Nilandi, riguarda tutti i comuni al di là del colore politico e chiama direttamente in causa il governo nazionale. Quanto costa al comune questo servizio? Al momento noi paghiamo 30.000 euro per questa annualità e poi ovviamente ne pagheremo altrettanti per le annualità successive. Altri comuni hanno delle sperimentazioni importanti rispetto a questo perché se si tratta semplicemente di presidio del territorio, il presidio del territorio lo possono fare in tanti anche per esempio con il controllo del vicinato che qua da noi purtroppo non viene dovutamente finanziato e anche agevolato.